faccio la domanda a Cortellazzo, visto che l'ho... Allora, tu cosa rispondi ai veneti? Viva l'Italia? Che sono senza lavoro, che ti dicono ogni anno io regalo a Roma 4.000 euro. Ma non date dati che sono... si può dire la 18... parlo puttanate. Ma non date dati che sono sciocchezze. Allora i dati giusti li dà il dottor Bellati. Ma dai, che quando hanno provato a fare quella minchiata in Lombardia del 75% di trattenuta dell'erario, hanno fatto i conti che era meglio rimanere così, altrimenti ci rimettevano. Ma di cosa stiamo parlando? Ma dai. Parola al dottor Bellati. Ecco, voglio sentire i dati del dottor Bellati. Ma va bene, più che sentire i dati, basta che vediamo 2 slide per capire, sono dati non nostri, fra l'altro, sono dati dei nostri ministeri, perché una delle cose in cui eccelle il nostro Paese, poi vedremo quelle in cui non eccelle, sono proprio queste banche dati che sono state richieste da Bruxelles proprio per fare i vari conteggi su reddito e quant'altro, per confrontare le regioni, i livelli di ricchezza e disoccupazione. Se possiamo vedere la slide 2 e poi la 3 subito dopo, vediamo quello che è il costo della pubblica amministrazione a livello regionale. Perché la faccio vedere? Perché noi andiamo da un costo di circa il 62% della Calabria rispetto al PIL generato dalla stessa Calabria, fino al 31,5% della Lombardia. Cioè siamo in una situazione, quello che voglio far capire, differenziata fortissimamente fra regione e regione. Quella dopo spiega perché ci sono regioni dove c'è il lusso di poter arrivare a spendere fino al 62% del PIL in pubblica amministrazione. Perché? Perché queste regioni vengono aiutate da altre regioni che sono quelle cosiddette virtuose. Vedete in testa la Lombardia, la quale ha un residuo fiscale che sul periodo triennale 2009-2011 arriva addirittura a 5.661 pro capite. Le regioni, quelle in blu, sono quelle che danno le regioni quelle in arancio. Cioè il dato di fatto di questo qua è un fatto economico, è un fatto fiscale evidentemente, di questo trasferimento imponente di risorse che non ha il pari in nessun paese del mondo, è un dato di fatto. Noi non possiamo chiudere gli occhi di fronte a questi dati reali. Se guardiamo poi la slide numero 4, noi vediamo che se noi fossimo veramente in un paese unito, con tutti i cittadini trattati alla stessa maniera, e cioè se avessimo lo stesso numero di dipendenti che ci sono in Veneto, nelle altre regioni a livello centrale, se avessimo gli stessi stipendi medi dei dipendenti, se avessimo gli stessi costi fissi per dipendente, cioè la media quindi che si prende in Veneto, noi in Italia avremo un risparmio di 27,8 miliardi di euro. Queste sono cifre che sono dati veri. Poi dopo si possono fare varie valutazioni, però su questo faccio solo una piccola riflessione e poi lascio la parola a voi. Io sto parlando di un fatto economico fiscale, però attenzione, perché succedono queste cose? Perché c'è un fatto culturale alla base di tutto questo. C'è un fatto culturale che per chi ama il paese, non solamente la nostra regione, perché noi non è che facciamo questo, queste robe qua le facciamo insieme con le altre camere di commercio di tutta Italia e ci facciamo un esame di coscienza, perché il Veneto paga più di tutto nel sistema Italia, sì, però abbiamo un sistema perché qua si che lavora, è al suicidio economico. Dai. Cioè tu hai delle aree, e noi rappresentiamo le imprese, dove hai una pressione fiscale eccessiva per poter garantire quel flusso di denaro, ma le altre aree che ricevono, guardate che alla fine vengono sommerse da questa massa di denaro che invece di essere utilizzata per fare investimenti, come obbligatorio, e mi riferisco ai consiglieri regionali, scherzo, ai consiglieri regionali, che sono i fondi della Comunità Europea, che sono destinati solo per investimenti, per questo non vengono spesi. I nostri invece, il nostro diviso fiscale non viene destinato a quello, ma viene destinato a spese fisse, aumento del numero dei dipendenti, che sono la più grande disfatta di un sistema, perché tu la gente lì dopo, invece di andare a fare impresa, la gente dice ma devo una stazione, peggio di un bombardamento. Quindi il nostro sistema Morosin spiegherà questo suo libro Autodeterminazione. Sì. Puttanate. Ma non date dati che sono sciocchezze. Devi studiare, dai, non è possibile che non sappia queste cose.